Buongiorno a tutti e grazie di questo invito per fare una rapida analisi di un voto che è stato, devo dire, spiazzante, comunque molto inatteso da molti punti di vista. Parliamo di referendum ed elezioni regionali e partiamo da un giudizio generico di queste elezioni. Beh, anzitutto sulle regionali. C'è da dire che le vittorie, dal punto di vista elettorale, sono dettate dalle amministrative. Questa elezione è stata alla fine, nella sostanza, un 3-3 in un contesto in cui ci si attendeva un 5-1. Questo è il vero nocciolo politico della questione. Il centrodestra guadagna una regione, le Marche, una regione simbolica dove il centrosinistra non aveva mai perso le elezioni, una regione da molti considerata rossa, sbagliando perché la scienza politica non considera le Marche una regione rossa, ha pezzi di regione rossa, ma il sud delle Marche, soprattutto la zona di Ascoli, non è considerabile come una zona rossa. Tuttavia è una regione dove il centro-sinistra non aveva mai perso prima. Tuttavia i voti non si contano ma si pesano, si dice, e il peso specifico di Puglia e Toscana era ben diverso da quello delle Marche. C'erano due sfide decisive in questa tornata elettorale regionale e sono state entrambe vinte dal centro-sinistra e questo è il primo dato politico da cui partire. Sul referendum invece le aspettative sono state confermate. C'è stato un voto netto in tutta Italia, con un sì che ha prevalso particolarmente al sud, che però, devo dire, è stato complessivamente abbastanza travolgente in tutto il paese. Ecco, è interessante analizzare un po' in profondità, un po' nel dettaglio il voto referendario. Perché? Beh, perché i no sono stati più forti nelle grandi città e nei centri storici. E non c'è una correlazione di fondo, non abbiamo individuato una correlazione di fondo geografica, ma la correlazione era soprattutto legata al tema dell'istruzione, cioè il no al referendum è andato meglio nelle aree con un livello di istruzione medio più elevato, non solo, anche con un livello di reddito più elevato, che in molti casi coincide con i centri storici delle grandi città. È una magra consolazione però per il no, perché si tratta di un segmento elettorale, questo, che è numericamente molto ridotto. Per quanto riguarda le regionali ci sono diversi dati interessanti da notare. Primo, vincono i presidenti uscenti e questo è un dato a cui non eravamo più abituati. Negli anni 90 i presidenti e i sindaci uscenti venivano rieletti con percentuali vicine al 90%. Negli ultimi 10 anni invece sono scese tantissimo non solo le percentuali dei sindaci e dei presidenti rieletti, ma soprattutto dei sindaci e dei presidenti ricandidati, cioè i sindaci e i presidenti uscenti si ricandidano sempre meno, fanno un mandato e si fermano, consapevoli che il loro consenso non è più quello di un tempo. Oggi, invece, alle elezioni regionali, su 4 presidenti uscenti hanno rivinto tutti e 4. Emiliano, Toti, Zaia e De Luca, e tutti con percentuali più elevate rispetto al previsto. Questa è una prima inversione di tendenza che evidentemente è strettamente legata con i temi della crisi pandemica e del Covid. Perché? Perché la reazione dei cittadini a questa crisi è stata soprattutto di stringersi attorno alle istituzioni, e di confermare gli uomini forti e di solidarizzare appunto con le istituzioni. Poi c'è una divisione nord-sud, una divisione evidente nord-sud. A nord non solo stravince Zaia, ma stravince anche Toti, che è presidente di una regione, la Liguria, che in alcuni pezzi appunto di regione è da sempre considerata rossa, una regione dove il centro-sinistra ha vinto per decenni, una regione sicuramente orientata a sinistra. Toti stravince. Quindi il nord vota in blocco per il centrodestra. Il sud, a sorpresa, vota a netta maggioranza per i candidati del centro-sinistra. Non solo De Luca stravince con percentuali strabilianti, e pensate che fino a gennaio si pensava che De Luca non sarebbe nemmeno stato ricandidato,
ma vince nettamente a sorpresa anche Emiliano in una regione che sembrava voltare la faccia al centro-sinistra dal punto di vista politico nelle ultime elezioni. Quindi c'è questa divisione in blocchi, il sud pro governo, dove il centro-sinistra vince, dove i 5 Stelle sono più alti che nella media nazionale, e un nord dove il centrodestra vince nettamente. C'è poi una fascia di mezzo, il centro Italia. Ecco, nel centro Italia il centro-sinistra vince bene in Toscana e perde nelle Marche. Partiamo un attimo dalla Toscana, perché era una regione in bilico per la prima volta nella sua storia. Il centro-sinistra, nonostante questo, vince nettamente alla fine, vince non di poco, e questo è un dato politico rilevante, perché i sondaggi fino al giorno prima davano un testa a testa e alla fine il centro-sinistra vince di diversi punti percentuali, più del previsto. Però, analizzando i dati, si vede come ci sia stato evidentemente un voto utile a premiare il centro-sinistra in Toscana, visto che il candidato della sinistra, che era dato alto nei sondaggi, scende, così come scende anche la candidata dei 5 Stelle. Quindi c'è stato un voto utile e una mobilitazione finale che sono servite al centro-sinistra a vincere delle elezioni che altrimenti rischiavano, se non di perdere, di vincere comunque di poco. Attenzione a un dato, perché più dell'80% del distacco tra il centro-sinistra e il centro-destra in Toscana avviene nella provincia di Firenze e nel comune di Firenze. Quindi non ci fosse stata Firenze, la sfida sarebbe stata tesissima e apertissima. Il centro-sinistra vince nettamente le elezioni regionali in Toscana grazie al proprio capoluogo, dove il centro-sinistra supera il centro-destra di più di 30 punti percentuali. Perde, lo dicevamo, invece nelle Marche. Ripeto, le Marche sono considerate in modo errato una zona rossa, sono una regione che era composta da una zona rossa e una zona bianca. Quindi una zona legata alla filiera del Partito Comunista, PDS, DS e via dicendo da un lato, e soprattutto nel sud legata alla Democrazia Cristiana e poi al centrodestra. Ecco, nonostante questo però un altro dato va segnalato sulle Marche, cioè che sì, Mangialardi, candidato del centro-sinistra, ha perso di più di 10 punti percentuali contro il candidato di Fratelli d'Italia, Acquaroli. Però un anno fa alle europee il vantaggio del centrodestra nelle Marche era di più di 20 punti, quindi è una regione che ha invertito il trend dal punto di vista elettorale già da tempo e che oggi ha confermato questo nuovo orientamento di centrodestra, tra l'altro votando un nuovo presidente schierato apertamente con la destra, quindi che viene da Fratelli d'Italia con una storia ambigua. La sorpresa nel complesso è che tra queste 6 regioni in cui si è votato, la lista più votata è stata quella del Partito Democratico. Non se lo aspettava nessuno. Il Partito Democratico sfiora il 20% dei voti senza considerare le varie liste civiche di centro-sinistra. Questo è un dato sorprendente che mostra un partito che nelle elezioni locali dà il meglio di sé perché ha una classe dirigente locale di livello in grado di ottenere consensi che vadano oltre i classici consensi del partito, in grado di creare reti di relazioni sociali e quindi di farle valere in questo tipo di elezioni. Ecco, per il Partito Democratico forse una vera sfida oggi sarà quella di far valere questo modello anche sul piano nazionale. Venendo al Veneto e a Vicenza, l'analisi è un po' più semplice. Guardando i dati è difficile trovare elementi particolarmente interessanti in Veneto. C'è un presidente uscente che viene stravotato. Tra l'altro, è giusto dire, la fiducia di Zaia per alcuni istituti nell'ultimo anno ha toccato il 90%, un dato mai visto prima, un dato che io non avevo mai visto in questi 10 anni di lavoro. Ecco, questo dato, sommato al dato di un territorio, il Veneto, in cui storicamente il centrodestra è maggioranza strutturale, ha generato una elezione plebiscitaria, un'elezione che va detta è la più grande vittoria regionale nella storia elettorale repubblicana. Mai nessun presidente di regione aveva vinto con la percentuale di Zaia, mai nessun presidente di regione aveva staccato l'avversario quanto Zaia ha staccato Lorenzoni. È un dato con cui fare i conti.
è questo il dato da cui partire. È difficile trovare, analizzando in profondità le regionali in Veneto, dati dati che stravolgano un po' questo tipo di analisi, perché tutto parte da qui, tutto parte da una vittoria enorme di Zaia. Ecco, giusto dire, il trionfo della lista Zaia ha indebolito fortemente la Lega, che viene superata di più o meno 30 punti dalla lista del governatore. Ecco, questo probabilmente non se lo aspettavano in casa Lega, e questo ha un po' limitato i festeggiamenti di un pezzo di coalizione che comunque ha vinto con cifre enormi. Nel centro-sinistra il PD arretra e perde 60.000 voti rispetto a 5 anni fa, 200.000 dalle europee, sono comunque tanti, sono tanti voti persi dal Partito Democratico. Vola oltre il 20% in città di Vicenza, però questo va detto, trainato alle preferenze di Possamai, il PD in città di Vicenza supera il 20% dei voti ed esprime il candidato con il maggior numero di preferenze. Oltre al PD però nel centro-sinistra c'è poco altro, questo va detto. Veneto che vogliamo va bene solo nella provincia di Padova e qui in provincia di Vicenza va bene nell'Alto Vicentino grazie al risultato oltre le aspettative di Cunegato. Tuttavia ottiene un risultato modesto in città e nel resto della provincia. Viene superato da Europa Verde che mostra un consenso basso ma diffuso, quindi meno legato al voto di preferenza e più legato a un voto d'opinione, ed è la seconda lista sia in provincia che in città. I 5 Stelle invece scompaiono. Alle regionali presero 193.000 voti 5 anni fa. Alle politiche 651.000 voti. Oggi ne hanno 55.000. Voi fate un po' i conti. Hanno perso quasi tutti i loro voti e prendono meno voti di Forza Italia, che crolla ma rimane sopra i 5 Stelle con 73.000 voti in regione. Fratelli d'Italia si dimostra in forma anche in Veneto, ottiene il suo record, è l'unica lista a ottenere un record, l'unica lista di un partito a ottenere il record di dato storico nell'elezione in Veneto. Poi qualche piccolo dato da sottolineare, ne abbiamo trovato uno di interessante, cioè che Zaia in questi 5 anni cresce in tutti i comuni del Veneto. Non c'è un solo comune in Veneto dove Zaia ottenga meno voti di 5 anni fa. E questo è un altro dei tanti dati che devono far riflettere sul dato del governatore uscente. Cresce soprattutto in 2 aree. Il veronese, prima di tutto, cresce nella provincia di Verona e poi nella provincia di Belluno. Queste sono non le roccaforti di Zaia, ma le province in cui cresce di più rispetto a 5 anni fa, quando già allora vinse nettamente. Quindi un centrodestra egemone in Veneto che cresce ulteriormente, che cresce tanto, però va detto, questa sarebbe banalizzante definirla una semplice vittoria del centrodestra. È anzitutto la vittoria di Luca Zaia e della sua lista. E, va detto, una sconfitta del centrosinistra che si è fatto ancora una volta trovare impreparato alle elezioni regionali in Veneto, fino proprio all'ultimo momento. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti.